su una zona geologica particolare, si chiama Flysch. C'è uno strato superficiale di terra che è stato come dire, sollevato e quasi gelificato, è diventato si chiama infatti mud flow il fenomeno, dalle piogge abbondanti, ed è precipitato sulla casa. Una pioggia la scorsa notte eccezionale davvero? Eccezionale davvero, io devo anche dire che è stato un evento anche fuori da ogni previsione, anche se ovviamente l'allerta meteo è stata correttamente data, però nessuno ricorda una pioggia così violenta in questo posto. Tutto sommato possiamo anche dire che ci sono stati degli episodi gravissimi come questo, terribili come questo, ma marginali, insomma tutto sommato il territorio nel complesso ha retto. Più che tempestivamente con gli uffici della protezione civile, col servizio geologico della regione, insomma è evidentemente una disgrazia questa, è un fatto sì, episodico che è attinente qui alla conformazione proprio dell'area, no? Quindi il sindaco ha detto bene, c'è poco da aggiungere, sicuramente noi siamo come regione molto attenti al tema del rischio idrogeologico. Nella nostra regione in tanti anni sono stati fatti tanti interventi di sicurezza, di protezione che riguardano tutto il territorio della regione e noi stiamo continuando su questa strada. Il tema del rischio idrogeologico è evidente, è una priorità importantissima. Abbiamo più che triplicato come regione le risorse stanziate come bilancio rispetto dal 2000 in quest'anno rispetto all'altro anno, per dire. Quindi stiamo proprio dando grande attenzione all'argomento. Trieste invece? La situazione, allagamenti? Ma diciamo che c'è stata questa pioggia così intensa, ma non abbiamo avuto segnalazioni di danni, di cose proprio esagerate. Ripeto, questo è proprio stato un episodio peculiare. Siamo venuti qui subito anche per accertarci della stabilità del terreno.